Guida aiuta nella loro opera gli accompagnatori di alpinismo, perché conducano sempre con mano ferma i nostri ragazzi sui sentieri della montagna. Proteggi le guide, i maestri, gli istruttori, gli alpinisti, gli sciatori, i soccorritori e tutti coloro che in montagna vivono ed operano per cercare e portare sollievo dalle sofferenze fisiche e morali delle popolazioni. Salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Buonasera a tutti, sono il comandante delle truppe alpine, generale Bonato. A nome mio e di tutte le truppe alpine, benvenuti. Abbiamo voluto iniziare stasera con questo filmato che io trovo sempre emozionante, che non è un filmato di anni fa, ma è un filmato girato 4 settimane fa sui Monti della Luna, nell'area piemontese, e dove c'erano 1128 alpini e alpine con sci, pelli di foca e con lo zaino, quindi nulla di particolare come attività, ma 1100 uomini sugli sci con tutte quelle che sono le esigenze di carattere operativo, con i 1200 alpini che abbiamo attualmente impegnati per le operazioni Strade Sicure sul territorio nazionale. Dicevo, è emozionante ed è l'attività che cerchiamo e che portiamo avanti giornalmente con i nostri uomini, con le nostre donne, ragazzi che sono professionali, che sono capaci, che sono volenterosi, che fanno e che si addestrano per poi essere pronti per qualsiasi evenienza, sia al di fuori del territorio nazionale sia sul territorio nazionale, come recentemente purtroppo è successo in occasione della tragedia di Rigopiano e quella grandissima nevicata che ha colpito il centro Italia. Quindi ci sembrava giusto e bello iniziare questa serata in questa maniera. Vi ringrazio per essere qui, sentiremo fra poco le note della fanfara della Brigata Alpina Giulia con pezzi classici, musicali, militari, con qualche pezzo invece di jazz e nuovo.
Io sono certo, sono fiducioso che la fanfara allieterà questa serata, quindi grazie ancora, buona serata a tutti e benvenuti. Grazie e buonasera. Autorità, signore e signori, buonasera e benvenuti anche questa sera al concerto della fanfara della Brigata Alpina Giulia, organizzato dal Comando delle Truppe Alpine in collaborazione con l'Associazione Turistica di Dobbiaco e per l'occasione del 69esima edizione dei campionati sciistici delle Truppe Alpine. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen am Katrin Schürzenthaler. Benvenuta anche a Katrin Schürzenthaler che questa sera si presenta in doppio. E sarà di buon auspicio, lei sempre ci accompagna in queste occasioni, grazie per questa tua presenza questa serata, anche se in due. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Ringrazio la signora Lucetta Rossetto che vi presenterà stasera la parte in lingua italiana, mentre io vi accompagnerò in lingua tedesca. Dankeschön, Lucetta, nochmals für deine netten Worte. Sie wird Sie heute in italienischer Sprache durch den Abend führen. 69 Jahre sind seit der ersten Ausgabe vergangen. Alle Jahre wieder stellen die Militärmeisterschaften einen wichtigen Bestandteil des Jahresplanes eines jeden Gitarristen dar. Der Sportgeist eines jeden Teilnehmers wird diese Tage geweckt. Auch das zu Ehren der Gitarristen stattfindende Konzert gehört zum fixen Bestandteil der Militärmeisterschaften und erfreut jährlich viele Besucher. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikfreunde, einen wunderschönen guten Abend. La fanfara della Brigata Alpina Giulia non ha bisogno di grandi presentazioni, la conosciamo tutti, ha sede in Udine e quest'anno festeggia i 50 anni. Non li dimostrate ragazzi, avete sempre 20 anni, perché dalle fanfare dell'8° reggimento e del 3° reggimento artiglieria da montagna è nata proprio 50 anni fa la fanfara della Brigata. Il primo concerto fu fatto a Monfalcone e per 50 anni dopo siete qui questa sera a Dobbiaco. È composta attualmente da un sottufficiale capomusica, da 2 sottufficiali musicanti e da militari in servizio permanente ed in ferma prefissata. È apprezzata non soltanto in Italia e all'estero e sono sicura che l'apprezzerete anche questa sera. Die Militärkapelle Giulia wurde 1967 in Udine gegründet. Die Mitglieder stammen aus dem 8. Alpini-Regiment und aus dem 3. Gebirgsartillerieregiment. Zurzeit bestehen die Musiker aus dem Kapellmeister, Unteroffizier, Berufssoldaten und temporäre Soldaten. Die Militärkapelle Giulia ist in Italien und im Ausland bekannt und bei zahlreichen internationalen Veranstaltungen vertreten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikfreunde, begrüßen wir nun ganz herzlich den Kapellmeister, Oberstabsfeldwebel Lorenzo Sebastianotto. Signore e signori, il direttore della fanfara della Brigata Alpina Giulia, il primo maresciallo Lorenzo Sebastianotto. Dopo ben 69 anni dalla prima edizione di quelli che erano i campionati sciistici delle truppe alpine, che allora si chiamavano Gista, qualcuno venne in mente che mancava un qualcosa, mancava un accompagnamento musicale dei casta e allora fu fatto un concorso fra musicisti. E chi vinse questo concorso? Chi scrisse le note
di questo primo pezzo è una persona che conosciamo tutti. Lui è sempre defilato, ma non è così facile avere l'autore di un pezzo musicale fra di noi, e allora credo che se anche è lontano l'applauso per il luogotenente Tempesta vada fatto, perché è proprio lui. Eccolo là, ecco, è arrivato da giù in fondo. Grazie Donato, grazie per il tuo lavoro nell'esecuzione della fanfara della Brigata Alpina Iulia, l'inno dei campionati sciistici delle truppe alpine. Nel 1961 nasce l'esercito italiano. Dagli eserciti preunitari quel giorno è proprio il giorno di nascita del nostro esercito. Per ricordare quella data così importante, il già direttore della banda dell'esercito, maestro Fulvio Creux, scrisse un inno che oggi è eseguito da tutte le musiche d'ordinanza per quando accolgono le più alte cariche istituzionali.
Lorenzo, maestro di banda militare dal 1936 fino al 1945, scrive questa marcia sinfonica che ci riporta nella bellissima natura delle montagne abruzzesi. Queste vette d'Abruzzo che ci auguriamo stiano guardando intorno a loro in questo momento, questa regione che è stata martoriata insieme alle altre regioni del centro Italia, il Lazio, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, non soltanto il terremoto ma la neve, anche lì sono arrivati i nostri soldati e i nostri alpini, per quello che questa sera qui dalla Val Fusteria noi rivolgiamo a tutti un pensiero e queste vette d'Abruzzo lo dedichiamo proprio alle popolazioni colpite così duramente.
Oggi è la giornata del paesaggio, la giornata nazionale del paesaggio. Beh, basta guardarci intorno, in qualunque posto ci si trovi nel nostro paese per vedere dei paesaggi stupendi. Ce n'è uno proprio sopra Bolzano, dove fin dall'inizio del 1900 che attirava frotte di viaggiatori o di visitatori, di villeggianti, come si diceva una volta, non soltanto per le montagne, per il verde, ma anche per quelle strane piramidi di terra. Ebbene, proprio quest'altopiano, la sua natura, hanno ispirato un compositore per omaggiarne la bellezza, di scrivere un pezzo, un'ouverture, che si intitola proprio Sul Renon. L'autore è Mario Mascagni, cugino ed allievo del più famoso Pietro Mascagni. Lui nel 27 era direttore del Civico Liceo Musicale Rossini di Bolzano, che poi in seguito diviene il Conservatorio Claudio Monteverdi, ed è anche stato il primo direttore della Banda del Lavoratore di Bolzano, che oggi, proprio in suo onore, si chiama Corpo Musicale Mario Mascagni.
Il primo direttore della banda dell'esercito italiano, il maestro Amleto Lacerenza, scrisse un brano dedicato al giorno in cui nasce la nostra Repubblica, il 2 giugno 1946. Ed è proprio questo brano che la fanfara della Brigata Alpina Giulia vi presenta fra poco, dedicato quindi a un giorno importante. E questo brano si sente nel brano alcuni temi che hanno delle caratteristiche diverse, anche caratteristiche storiche che passano dagli squilli, che sono caratteristici delle bande francesi della fine dell'Ottocento, e poi addirittura ad un accenno del nostro inno nazionale. Ed è decisamente arrivato il momento di cambiare musica. Dai compositori italiani facciamo un salto al di là dell'oceano. Quincy Jones, arrangiatore, compositore jazz, produttore discografico, esegue lui stesso per la prima volta questa composizione, da lui è fatta in soli 20 minuti, Soul Bossa Nova.
e il suo maestro Lorenzo Sebastianutto. Ed ora li lasciamo uscire perché continuiamo tra pochissimo con il resto del concerto. Potete accomodarvi, quindi bisogna dargli gli ordini, altrimenti non si muovono loro. Intanto prepariamo per il proseguimento del concerto perché c'è una chicca. Alcuni componenti della fanfara, amanti del genere jazz e blues, hanno deciso, per festeggiare degnamente i 50 anni della fanfara, di creare una big band. Le big band nascono specialmente intorno tra il 1920 e il 1930 come per fare musica da ballo e generi un po' diversi, ma siccome gli strumenti delle orchestre sinfoniche non andavano bene per le big band perché non c'era abbastanza rumore, allora vengono proprio prese dalle bande militari alcuni specifici movimenti per diventare big bands.